Fontanelle, un quartiere in festa, con diversi eventi nell'arco di una settimana, dal 5 fino a ieri. Tutto grazie al comitato Fontanelle Insieme, la cui presenza è diventata davvero preziosa per cancellare l'odioso marchio di quartiere dormitorio. Nell'ambito della festa, organizzata in collaborazione con la parrocchia di San Nicola, è stato inaugurato in Viale Sicilia un murales dell'artista Gaetano Vella, un'opera che vuole essere anche un bel biglietto da visita. Il significato è quello del benvenuto al quartiere, infatti i volti che sono rappresentati rappresentano l'inclusione delle persone in questo quartiere e la convivenza delle diverse generazioni. È un murales che vuole accogliere chi vuol far parte del posto, chi vuol vivere il quartiere e soprattutto questo murales vuole anche educare al bello e a quello che si può creare nel quartiere e nella città. Alla cerimonia sabato era presente il sindaco di Agrigento, accompagnato dall'assessore Gioacchino Alfano. Ma oggi è un giorno particolare. Come dicevi nell'intervento, Fontanelle ha bisogno di rinascere, ma la presenza del sindaco è un buon segno, visto che Fontanelle fa parte di Agrigento. Sì, Fontanelle è un quartiere di Agrigento, un quartiere come tutti gli altri, forse un po' più periferico per proprio un problema logistico, però Fontanelle è il cuore di Agrigento, peraltro è un'alta densità demografica ed è abitata da gente fattiva, gente che ama la città, gente che ama il quartiere, gente che ama il vicino, gente che tiene all'accoglienza. E quindi questa oggi è l'espressione proprio di quello che sta succedendo. Il tema proprio di questo murale si ricorda l'accoglienza, ricorda l'integrazione, quindi questa è l'espressione di quello che poco fa io ho detto. Appunto, Fontanelle fa parte di Agrigento, quindi la presenza del sindaco non solo oggi rassicura. Sì, il mio intento è quello di curare tutti gli angoli della mia città. Purtroppo la lentezza burocratica a volte non me lo permette, però sono a metà mandato e penso che a fine mandato potrò anche risolvere i problemi che gli abitanti qui mi hanno sempre da tempo lamentato. È festa fino a domenica, un'ulteriore iniziativa che riqualifica, valorizza e rivaluta quello che era un muro spento e anonimo. E lo si fa attraverso quella che poi diventa arte, diventa creatività da parte di un artista importante, Gaetano Vella, e con il coinvolgimento e la collaborazione dell'Associazione Acquarinto. Tutto questo è stato fatto in pochissimo tempo, ma la cosa più bella è che abbiamo voluto trasmettere dei messaggi importanti di integrazione, di solidarietà, di inclusione, di partecipazione. Abitanti e anche componenti di questa associazione si sono ritrovati qui per dare colore con un messaggio importante: ti diamo il benvenuto, perché è questo il titolo di questo murales, che vuole trasmettere la vivacità, l'accoglienza di questo quartiere che non è più un quartiere dormitorio e trasmette il bello di tutta la sua comunità. Ecco Vito, fuori onda abbiamo parlato col sindaco assieme a te di quelli che sono i più grossi problemi di Fontanelle. Sono problemi che stiamo attenzionando, che abbiamo deciso veramente anche lì di batterci perché possano raggiungere concretamente e veramente in brevissimo tempo quegli obiettivi che da tempo ci prefiggiamo per tutto il quartiere. E diciamo grazie a Fontanelle Insieme. Grazie a voi. Dicevamo della settimana di festa, conclusa ieri con l'esibizione dei gruppi folcloristici Città di Agrigento e Fiori del Mandorlo. Sul palco anche i bambini e i ragazzi della parrocchia. A chiudere la festa, nella piazza gremita di famiglie, lo spettacolo di cabaret con i Quattro Gusti. A precedere i comici, una piramide di cannoli realizzata dallo chef Giovanni Mancione. Un altro momento che ha arricchito la festa di Fontanelle è stata la sfilata della banda musicale Vincenzo Bellini di Cammarata.
L'appuntamento al prossimo anno, sperando che nel frattempo si realizzino nel popoloso quartiere agrigentino le promesse fatte dall'amministrazione comunale.